L'integrazione scolastica è diritto allo studio e all'inclusione per tanti bambini e giovani che solo grazie a questo servizio erogato dalla sanità pubblica possono andare a scuola. L'ULSS 7 sta varando un nuovo bando per questo fondamentale punto di riferimento per tante famiglie del territorio. Un bando che porterà cambiamenti e questo momento così delicato preoccupa i genitori, preoccupa i lavoratori e i sindacati. A scrivere al direttore generale dell'ULSS 7, a quello dei servizi sociosanitari e ai vari sindaci del territorio è la neofondata associazione Effetto e APS, che in pochissimi giorni ha raccolto molte decine di adesioni da parte di genitori dell'area pedemontana e non solo. In vista del nuovo bando, sono molte le criticità che queste famiglie hanno riscontrato in merito al servizio di assistenza per i loro figli. La richiesta è quella di creare un percorso che porti nell'area pedemontana una vera e costruttiva sinergia tra le famiglie, tra i sindaci e la dirigenza sanitaria. Intanto i lavoratori e le sigle sindacali si sono già lamentati del mancato riconoscimento economico in caso di assenza del minore. Se un bimbo non va a scuola, l'operatore non viene pagato. Nessuna risposta è arrivata in tal senso e sul bando si sa solo che l'incartamento staziona in regione in attesa di un via libera che potrebbe cambiare molte cose, tanto per gli operatori quanto per i bambini. Quel che preoccupa gli operatori e le sigle sindacali è il passaggio da monte ore a canone. In sostanza, chi prenderà l'appalto dovrà garantire il servizio con una spesa standard e questo dettaglio potrebbe cambiare ancora una volta le carte in tavola.